Buonasera, buonasera. Possiamo cominciare questo nostro incontro, questo nostro workshop che è il primo del 2026. Abbiamo fatto, tanti di noi ci hanno seguito e questo ci fa enorme piacere, abbiamo fatto un 2025 molto denso perché abbiamo affrontato un po' i temi principali dell'economia, della nostra società, del nostro territorio soprattutto, ma abbiamo intenzione, non vi spaventate, di fare un 2026 ancora più ricco di iniziative. Perché? Perché oltre ai workshop, se vi siete accorti, da settimana scorsa, da mercoledì scorso siamo partiti con un settimanale che mantiene la sigla Economics e quindi si chiama Economics Week. Abbiamo fatto il primo numero, il secondo uscirà domani ed è sempre di contenuti economici e lo coordina Guido Gentili, insomma il suo nome, la sua firma è per noi una garanzia, con uno staff di giornalisti giovani e molto propositivi, insomma ricchi di idee. Mi sorride Anna Chiara perché è una di questo team e sono molto contento perché vogliamo fare tanto bene con questo giornale settimanale che sarà un po' la voce del territorio, andando a captare anche quelli che sono gli scenari nazionali ed internazionali. E proprio di scenario nazionale ed internazionale vogliamo parlare oggi. Il titolo è molto ampio, all'inizio mi sono un po' spaventato quando l'ho visto, però facendo la call e incontrandomi con i relatori ho capito che c'è davvero tanta bella carne al fuoco, quindi produttività e competitività in un mondo che cambia. Questo è il titolo su cui parleremo, chiacchiereremo, dibatteremo oggi e come sempre accade prima di cominciare è importante ringraziare anche chi ci sostiene. Li leggo perché me li hanno segnati ed è Alfa, Confidi Sistema, Asea, Econord, la BCC Busto Garolfo e Bugugiate che è presente anche oggi qua al nostro workshop, il concessionario Suzuki Milcar, Scuola e Sicurezza.it, gioielleria Paternostro, Albini e Castelli, Progetto 2R, TED, trattamenti ecologici e cibo Luet. Naturalmente questo nostro workshop nasce in collaborazione con Confindustria Varese. Grazie a diciamo, il loro prezioso contributo abbiamo potuto mettere bene a sistema le nostre idee e potervele portare qui oggi in questo nostro spazio eventi. E proprio per entrare nel merito del nostro incontro chiamerei qui i relatori per poi cominciare a spiegare l'analisi del centro studi di Confindustria. Poi ve li presento ad uno, adesso semplicemente li chiamo qua tra noi, a cominciare dalla vicepresidente di Confindustria Nazionale Barbara Cimino. Grazie per la partecipazione. Sì. Riccardo Comerio, che è stato imprenditore, presidente della LIUC, che è stato con noi nell'evento dell'anno scorso, di cui poi parleremo. Poi c'è Roberto Pacciaroni, che è direttore generale di UPAC SPA, anche lui ci accompagna in queste nostre iniziative e, come vi dicevo, per la BCC, ma la divisione di Crea Group, Carlo Napoleoni. Grazie. Allora, relatori qualificati per un dibattito che sarà sicuramente molto denso, però prima di parlare con loro chiedo a Paola Margnini se può essere con noi dal centro studi di Confindustria, prego, in modo che ci spiega, ci racconta, ci fa capire qual è lo scenario. Partiamo dai numeri per poi passare alle parole. Grazie. Beh, grazie dell'invito. E aspetti che però torniamo indietro. E quando è arrivato l'invito a partecipare a questo Economics Lab nell'edizione di quest'anno c'era un titolo molto sfidante che era competitività del sistema varese, competitività e produttività. Per parlare di questo però occorre, secondo me, raccogliere numeri a diversi livelli. Ho preparato una presentazione abbastanza veloce ma che cerca di fare un po' la panoramica sia di andamenti congiunturali sia di dati
strutturali, sia delle principali sfide che la competitività deve affrontare anche su questo territorio. Iniziamo con le performance del 2025, come siamo andati. Qui naturalmente ho i dati, i primi risultati dell'indagine congiunturale rapida che facciamo come centro studi di Confindustria Varese. È un'indagine congiunturale per cui ultimo trimestre sul trimestre precedente, e dà la sensazione di come andiamo nel breve. Diciamo che il 2025 per le imprese del nostro territorio, in questo campione entrano i settori più importanti dell'economia varesina, per cui il metalmeccanico, il tessile, il gomma plastica, il chimico farmaceutico. Si è chiuso con un aumento produttivo, è un aumento congiunturale che si deve confrontare naturalmente con un trimestre centrale dell'anno meno brillante, però per la prima volta dal punto di vista del saldo tra le domande, cioè tra le risposte di aumento e di diminuzione, abbiamo un saldo positivo, per cui è qualcosa di confortante. Dal punto di vista della produzione prevista totale, per cui i primi 3 mesi del 2026, quelli che già stiamo vivendo, le imprese del nostro campione si sono spostate più sul termometro di stabilità, e dal punto di vista degli ordini complessivi c'è un saldo lievemente negativo sia per i totali che per gli esteri, per cui abbiamo migliorato in questi ultimi 3 mesi. Ci attendiamo una stabilità in questi 3 mesi del 2026 e siamo sempre molto attenti e pronti a introdurre tutti i correttivi perché quella competitività di territorio possa continuamente farsi sentire. Dal punto di vista degli andamenti settoriali, abbiamo una performance in deciso aumento per quanto riguarda il metalmeccanico. Nel metalmeccanico del nostro territorio ci sono tantissime tipologie di produzione, dai macchinari, le attrezzature, all'aeronautico, all'elettrodomestico, a tutta la parte di forniture e componentistica. Migliorata e con una grande propensione alla stabilità invece l'andamento nel settore della moda, fortissima propensione alla stabilità per quanto riguarda il chimico farmaceutico e un aumento invece per il settore del gomme e materie plastiche, che aveva sofferto più a lungo degli altri settori durante l'anno. Questo dal punto di vista del sondaggio, della sensazione del dato veloce. Dal punto di vista del numero di ore autorizzate di cassa integrazione è salito lievemente nel 2025, ma siamo comunque a livelli relativamente contenuti. Da sottolineare forse il dato di cassa integrazione straordinaria che nell'arco di quest'anno è aumentato. Andiamo poi al dato delle esportazioni. Oggi sono usciti i dati di esportazioni italiani. A livello italiano abbiamo fatto un più 3,3% nazionale a valore, e se invece si passa dal dato a valore, dai dati correnti a quelli in termini reali, siamo a livelli più contenuti, siamo mi pare intorno allo 0,7-0,3%. Noi sul territorio provinciale abbiamo dei dati sempre con molto ritardo. Quelli provinciali usciranno verso metà marzo, quelli di chiusura di tutto l'anno, per cui andiamo a commentare i dati dei primi 9 mesi del 2025, che però ci danno insomma degli spunti di analisi che poi potranno essere naturalmente discussi all'interno della tavola rotonda a seguire. Innanzitutto i primi 9 mesi di gennaio-settembre del 2025 per la nostra provincia a valore corrente l'aumento dell'esportazione è stato un più 17,6%. Ecco, è un valore importante,
però è un valore che ha bisogno di essere interpretato. Per cui bisogna capire che cosa c'è dietro questa dinamica in un anno che è stato un anno molto combattuto. Ci sono dei dati che meritano di essere visti nella loro granularità. Abbiamo visto, e questo è un dato abbastanza interessante, l'andamento della Germania che ha fatto più 11,4% dopo un 2024 e un 2023, fine 2023 ancora in sofferenza, per cui questo è già un buon indicatore. Abbiamo visto, ed è quello che probabilmente attira l'attenzione di tutti noi, un più 34% dal punto di vista dell'esportazione verso gli Stati Uniti. La domanda è: ma perché? In un anno in cui sono aumentati i dazi, in un anno in cui abbiamo sentito parlare solamente di tariffe, in un anno in cui le paure per la nostra competitività si è riusciti ad avere un dato così positivo. Ecco, su questo bisogna lavorare sull'interpretazione. Per quanto riguarda il dato degli Stati Uniti, nel primo livello di lettura riguarda lo scalino, perché lo scorso anno le nostre esportazioni verso gli Stati Uniti erano andate particolarmente male, e se andiamo indietro ancora al 2023 vediamo che questo 17 più 34% va in parte a compensare, e non ancora del tutto, i livelli che avevamo raggiunto già quegli anni, per cui un dato che va un poco rimodulato e poi va reinterpretato anche alla luce degli andamenti. L'altro dato da sottolineare è una diminuzione delle esportazioni verso la Cina. Dal punto di vista degli andamenti settoriali abbiamo una dinamica buona per quanto riguarda l'alimentare, che in questa congiuntura quest'anno ha superato addirittura il livello di esportazioni del gomma e materie plastiche, una cosa un po' particolare, diciamo. Sono andate bene le dimensioni dei mezzi di trasporto, che per noi significa molto aeronautica, bene la dimensione dei macchinari e apparecchi meccanici, tutte le varie componentistiche, e abbastanza bene anche, direi, il tessile e abbigliamento, se si guarda allo spaccato settoriale. Qui vedete rappresentato, quello è lo scalino di cui vi parlavo prima, per cui prima di dire più 17% o più 34% gli Stati Uniti va tutto bene, dobbiamo come dire, cercare di riparametrarci, cioè mettere insieme la congiuntura con dei dati che sono più di tendenza, più di struttura. Per quanto riguarda poi nello specifico l'andamento verso gli Stati Uniti, qui avete tutti gli spaccati settoriali. Che cosa è successo? È successo che a un incremento dei dazi non sempre i flussi di esportazione si adeguano immediatamente, cioè c'è un lag temporale nell'adeguamento, e bisogna, secondo me, distinguere gli andamenti settoriali dagli andamenti, da una lettura per tipologia di prodotto, ossia se io devo esportare un prodotto di grande valore, un bene di investimento per il quale sono riconosciuto come il produttore leader, e qui guardo anche alcune persone qui nella sala, a livello mondiale, non è che mi viene meno la domanda. Certo, dovrò negoziare, certo il dazio mi dà fastidio nell'immediato, però non hai subito un effetto di contrazione, anche perché normalmente questi sono beni che vengono negoziati e sono contratti di lungo periodo, non sono delle cose che fai nel giro di 2 o 3 mesi. Se io esporto
un bene in cui mi è aumentato il dazio, ma c'è una fidelizzazione verso il livello di prodotto italiano riconosciuto, può darsi che non subito ci sia un adeguamento al ribasso, per cui questi dati positivi sono anche effetto di microcomportamenti che in un tempo relativamente contenuto come quello dei primi 9 mesi o del primo anno sono un poco andati a compensare. Il tema della competitività è poi però guardare nel lungo periodo che cosa succede, e qui è la vera sfida, perché se io devo riassumere, quest'anno i nostri imprenditori sono riusciti nonostante tutto a correre e a recuperare, però è come se avessero fatto come dire, i 100 metri. Loro devono riuscire ad avere degli elementi di solidità nei fattori competitivi che gli permettano di correre una maratona, per cui è questa la riflessione che va fatta sul territorio. Quello che ho detto è appunto questo. Negli effetti sulla statistica pura sono degli effetti che riprendono un reshuffle e un cambio di direzione dell'esportazione. È anche vero che a volte quando ci sono cambiamenti di così grande portata si creano anche delle opportunità. Dazi cinesi schizzati altissimi creano magari qualche finestra di opportunità anche per imprenditori nostri su diversi mercati. L'imprenditoria varesina è brava nel fare questo reshuffle, però ripeto, ha bisogno di un fiato che sia un fiato più lungo. Dal punto di vista dei dati di struttura, perché un conto è appunto vedere la congiuntura come ci si muove nel brevissimo, un conto è vederci anche invece posizionati all'interno di un sistema come il sistema produttivo italiano. Qui abbiamo fatto girare i dati del posizionamento che abbiamo utilizzato per il nostro piano strategico Varese 2050. I verdi sono come dire, dei posizionamenti alti per la media delle 107 province italiane, e per cui abbiamo 4 posizionamenti che ci come dire, restituiscono una figura competitiva della nostra provincia. Ci sono e sono quello dei posti di lavoro, della produttività delle imprese, delle retribuzioni. Ci sono altri posizionamenti come quello della specializzazione, della prosperità, che ci vedono in una fascia media, ed altri che invece ci vedono un poco più in sofferenza, come la partecipazione al mercato del lavoro o l'innovazione. Sull'innovazione andrebbe fatto un affondo a parte, perché lì si tratta solo si tratta principalmente di misurazione dei brevetti. Il nostro tipo di tessuto produttivo non necessariamente arriva a brevettare, abbiamo tantissimi componentisti, sei in una catena magari di fornitura, non hai bisogno di arrivare al brevetto per essere competitivo. A volte le innovazioni le fai ma non vai nemmeno a depositarle, per cui è come dire, è una misurazione che non ci dà perfettamente conto di quanto insomma, la nostra struttura produttiva sia effettivamente capace. E poi le grandi tendenze. Abbiamo visto i dati di congiuntura, abbiamo visto il dato di posizionamento. Quest'anno abbiamo visto venire avanti due grandissimi fenomeni di disruption. Uno è di natura geopolitica. Lì ho voluto provare a giocare con l'intelligenza artificiale, a cui ho chiesto: genera un'immagine rappresentativa della disruption geopolitica mondiale che rappresenti il cambiamento nei pesi economici delle diverse aree continentali. Mi ha generato questa immagine. L'Europa la vedete? No, io vedo solo un euro che cade, però a me ha colpito sinceramente questa cosa, perché è una come dire, o è pilotata probabilmente anche quella,
però riflette un sentire che, cioè, ti dà visivamente, ti trasmette un problema, no? Per cui disordine multipolare, cambiamenti nei pesi delle nazioni, l'Europa dov'è, un cambio del ruolo delle organizzazioni multipolari, un diverso accesso alle tecnologie, alla sicurezza, all'energia, la ricomposizione delle catene del valore. Qua si potrebbe stare a lungo e dedicare un'unica sezione a queste cose e con un dibattito molto, molto animato. Però lì ho voluto semplicemente utilizzare due immagini. Questa è l'immagine che invece è venuta fuori per quanto riguarda la disruption di natura tecnologica, dove la sottolineatura è sulla congiunzione dell'intelligenza artificiale che via via abbiamo visto accelerare sempre di più e rilasciare sempre di più nuove release che ti portano a mettere a riflettere su quello che fai, sul tuo lavoro e su come lo fai e su come lo dovrai fare in futuro. E l'altro tema in questo caso era la robotica, che è un altro tema di forte impatto, soprattutto su un manifatturiero come quello della nostra provincia. I vincoli, i fattori che determinano la competitività, per cui abbiamo visto i dati, abbiamo visto le due disruption che entrano, andiamo a vedere i fattori di competitività classici. Qui è quello del capitale umano, per cui la scarsità di risorse e mismatch. Abbiamo una serie storica dal 2017 al 2025 dove si vede che è aumentato fortemente il senso di disagio, la difficoltà nel trovare delle risorse, sia in termini numerici per un ridotto numero di candidati, sia in termini di inadeguatezza dei candidati. Inadeguatezza nel senso di competenze che poi siano in grado di accompagnare quelle transizioni di cui abbiamo detto prima. Questo l'ho messo in relazione sulla stessa slide col tasso di natalità della provincia di Varese, perché quella lì è la fotografia al 2025 di quelli che sono nati 20 anni prima. Adesso via via scorrendo la curva che la vediamo, che ha una discesa molto più veloce, avrà sicuramente degli effetti di ampliamento del mismatch e delle difficoltà di reperimento dell'occupazione. Abbiamo detto il fattore lavoro, l'altro fattore, quello del capitale, qui solamente una breve anticipazione sull'indagine degli investimenti che stiamo concludendo in questi giorni. Il 74% delle imprese intervistate nel nostro campione, erano 151 per circa 16.000 dipendenti di imprese del manifatturiero varesino, hanno dichiarato di avere investito anche nel 2025, il 64% ha una prospettiva di continuare gli investimenti anche nel 2026. Sono in gran parte investimenti non tanto di ampliamento della capacità produttiva, ma di riposizionamento, cambiamento, layout e anche molti di digitalizzazione software. Il terzo elemento da considerare tra i fattori che sono alla base della competitività è quello dell'energia. Qui ci sono tantissimi numeri, ve ne do solo uno che non è nemmeno tanto nuovo, però è di molto peso per un settore come quello varesino, che ha circa 160 imprese a forte energivore, a forte consumo di energia elettrica, oltre a tutto il resto della base produttiva, e che ha un prezzo dell'energia superiore del 30% sulla media europea. Questo la dice lunga sul tema della competitività. L'ultimo tema, qui non vi leggo dati, però sicuramente la competitività di un territorio si misura anche dal punto di vista della capacità delle infrastrutture di adeguarsi alle varie vocazioni, di adeguarsi ai cambiamenti e di seguire e accompagnare la crescita. Scusate.
E le sfide per leggerci come sistema. Fino a qui abbiamo visto le varie sfide, i dati. Se io devo dare una lettura della competitività del territorio, lo stimolo che voglio lasciare a questa tavola rotonda è che non dobbiamo leggerci come la torta della ripartizione dei vari settori. Vedete due modi di lettura di questo tessuto produttivo. Uno è verticale. Esistono questi settori hanno tot aziende, tot dipendenti, ci sono i pesi ed è un modo tradizionale. A noi piace di più una rilettura in termini di sistemi di relazione. Quella lì è la ricostruzione del tessuto produttivo, in particolare della base associativa di Confindustria Varese, per sistemi di relazione, per cluster esistenti e per capacità di traino di ciascuno di quei cluster rispetto ad altre specializzazioni presenti sul territorio. Adesso qui non ve lo faccio vedere, però andando sul sito si vede, si possono isolare quelle bolle e vedere quali sono i sistemi di relazione che ciascun sottocomparto territoriale ha con altre sistemi di impresa dal punto di vista della tecnologia e dal punto di vista dei mercati di sbocco comune. Questo è un sistema di lettura che dà peso alle relazioni esistenti, non alla fotografia. E questo è un sistema che ti dà l'idea della dinamica e delle potenzialità che ci sono su questo territorio, andando come dire, a lavorare per far sì che si creino delle reti di collaborazione. Poi questa è un'altra rilettura sempre del nostro tessuto produttivo, non classica, ma vista per isolando quali sono i cluster verticali con i prime che abbiamo sul territorio, perché avere qua un prime come Leonardo, avere qua un prime degli elettrodomestici, significa avere delle capacità di intervento e di lavoro in termini di politiche industriali di natura territoriale per favorire lo sviluppo delle filiere. Abbiamo poi dei cluster verticali senza prime, abbiamo tanti componentisti per esempio per l'automotive, per l'energia eccetera. Abbiamo dei cluster orizzontali in cui la dimensione della competitività è una dimensione di competitività tra piccola e media impresa più o meno della stessa dimensione, in cui la competitività è molto accesa. Abbiamo dei cluster trasversali, quello della logistica che sta venendo avanti, che è un abilitatore per la competitività di tutto il resto del territorio. Abbiamo poi dei cluster contaminabili da nuovi sviluppi tecnologici, che sono quelli che nell'ICT, tutto il tema dei data center, del governo dei dati, della cyber, eccetera, eccetera. Per cui ogni tanto cerchiamo anche di dare una rilettura non standard di quello che è il tessuto produttivo. Le sfide per diversificare, ecco, qui sono arrivata alla fine dopo aver visto tutti questi fattori. Che cosa si può fare? Questo naturalmente lo direte voi perché siete i protagonisti. Però sicuramente una prima sfida è quella di aprire nuovi mercati. Io qui mi limiterei a questa slide che dice Mercosur e mette l'Europa in rilievo, senza commenti. Qua volendo ci sono i numeri, però non sarò io a commentarli. E l'altra grande sfida è sicuramente quella di riuscire a cogliere in anticipo le sfide di tecnologia di lungo periodo. E qui cito questo libro che dice che bisogna diventare buoni antenati dei nostri futuri bisogni. Cioè l'input è quello di saper guardare nel lungo periodo, evitare di fare solamente delle letture di natura congiunturale, quelle da cui siamo partiti nella nostra presentazione, e immaginarsi il futuro del territorio, la competitività del territorio, andando a capire dove ci si sposta e dove si creano nuovi bisogni. L'imprenditoria locale questo ha saputo farlo in 150, 200 anni sul territorio. La sfida è sempre più pesante e difficile, però in fondo
non è tanto diversa, se non per delle velocità e delle accelerazioni, rispetto a quella che hanno vissuto classi di imprenditori nell'arco anche dell'ultimo secolo. Secondo me c'è capacità in questo territorio, c'è dinamismo, c'è capacità di trovare sempre delle vie per uscirne bene, però bisogna dotare questo territorio di un fiato lungo, e questo fiato lungo lo si ottiene investendo sui fattori produttivi di base. Per cui questa era la lettura che ho portato per lanciare la tavola rotonda. Grazie, è stata illuminante questa analisi di scenario. Adesso entriamo nel vivo del dibattito, non prima di salutare le presenze istituzionali che ci sono qui con noi oggi in sala, che sono quella del comandante dei Carabinieri, il colonnello che ci segue sempre, ci fa molto piacere, Andrea Poletto, e il viceprefetto, in rappresentanza del prefetto Salvatore Pasquariello, Michele Giacomino. Grazie per la presenza. In prima fila con noi naturalmente l'editore Daniela Bramati, che tutto muove ed è colei che promuove questo tipo di iniziative che noi stiamo portando avanti in una maniera molto impegnativa, insomma impegnata anche. Allora, per quel che riguarda le tematiche affrontate, devo dire che anche nella call che poi avevamo fatto per preparare l'incontro, io ero rimasto molto positivamente colpito dalla indagine di Confindustria, perché comunque rispetto a scenari che ci ricordano quell'immagine di disruption che ci hai fatto vedere, insomma, a me mi sembra di percepire invece qualcosa di importante, qualcosa di positivo. Sono dati chiaramente da prendere con le molla, ma da capire, da analizzare, da approfondire, proprio per questo siamo qua, però comunque un più 17,6% nell'export e un aumento produttivo nel 2025. Quando noi ci eravamo ritrovati qua l'anno scorso, Riccardo Comerio si ricorda bene, mentre Trump annunciava al mondo intero la questione dei dazi ed eravamo qua pronti tutti col casco, con la paura di dover affrontare, diciamo, il domani. Quindi, visto che abbiamo la fortuna di avere qua con noi la vicepresidente di Confindustria, Barbara Cimino, che tra l'altro sullo scenario internazionale si è mossa su mandato del presidente Orsini in maniera molto molto puntuale, direi che è l'occasione giusta per capire questo sguardo verso il futuro di cui noi stiamo parlando, da che parte si deve indirizzare, verso dove deve guardare. Grazie. Scusa, abbiamo... è vero, eccoli. Sì. Non li abbiamo messi sul tavolino, sono sul... Perfetto. Io, tra l'altro, non ho la voce altissima, quindi potrei acceso. Mi sentite? Bene. Ok. Allora, di nuovo buonasera a tutti. Sì, la storia è esattamente questa. Con la presidenza Orsini siamo stati anticipatori e anche molto puntuali nella definizione della strategia e degli obiettivi di lungo periodo, quindi di fine mandato, per quanto riguarda sia l'internazionalizzazione che l'attrazione investimenti. E devo dire che nei discorsi iniziali con il Presidente mi ha sicuramente supportato tanto la mia formazione, da un lato della territoriale, quindi di Confindustria Varese, sia proprio dal punto di vista tecnico, quindi alcuni lavori fatti con Paola, quindi quanto è importante partire dai dati nelle scelte oggi, farsi insomma guidare dal dato insieme a delle valutazioni di carattere qualitativo è un aspetto sicuramente importante, e sia anche dalla mia preparazione, dal mio background del tessile, quindi dalla formazione
fatta all'interno del percorso in Euratex, perché comunque guardare il resto del mondo con la prospettiva sia dell'Italia che dell'Europa è qualcosa che poi aiuta nei ragionamenti. Quindi già a luglio del 2024 con il Presidente Orsini, nel nostro primo incontro con il Ministro Tajani, abbiamo detto chiaramente che questa Presidenza lavorerà per supportare tanto gli accordi di libero scambio, e ancora non era arrivato Trump, il negoziato del Mercosur andava avanti da 24 anni, dell'India neanche si parlava, quindi sembrava una cosa abbastanza inusuale per il contesto dell'epoca. Ma era chiaro che il mondo già era in fase di cambiamento e di riconfigurazione, e quindi in un contesto dove l'Unione Europea si trovava schiacciata da un lato dalla parte di innovazione degli Stati Uniti, soprattutto sul fronte digitale, dove abbiamo di fatto un governo totale, dalla moneta digitale che usiamo tutti i giorni alle grandi tecnologie che portiamo nelle nostre aziende, gli Stati Uniti la fanno da padrone, al tema invece più manufatturiero, lato cinese o paesi in crescita come Vietnam, Bangladesh, insomma tutti i paesi che hanno dei GDP in grandissima crescita e con proiezioni a più grandi per i prossimi anni. Quindi quale poteva essere la chiave per mantenere una crescita adeguata all'interno dell'Unione Europea e soprattutto dell'Italia, perché l'Italia ha delle caratteristiche diverse rispetto agli altri Stati membri dell'Unione. Siamo di fatto i migliori a utilizzare gli accordi di libero scambio da sempre, quindi abbiamo questo primato all'interno dell'Unione Europea con questi 44 accordi di libero scambio che abbiamo, e l'Italia ha anche una quantità e una varietà di prodotti unica, siamo secondi solo alla Cina come varietà di prodotti, di conseguenza abbiamo avuto nel corso dei decenni la capacità di penetrare in tutte le catene del valore. Quindi andare nella direzione di aree di libero scambio dove non è soltanto il tema dei dazi, ne parlavamo con Riccardo prima di iniziare il dibattito, chiaramente l'abbassamento delle linee tariffarie, se pensiamo all'area del Mercosur, a un paese come il Brasile dove arriviamo al 40%, il 40% per un'azienda significa proprio non pensare neanche di esportare in quel paese, ma anche lavorare in un framework normativo di conformità, di semplificazione che potesse aiutare le piccole e medie imprese a internazionalizzarsi, perché diventare globali ha un costo molto elevato. I costi sono tanto quelli degli aspetti proprio di marketing, quindi come mi faccio conoscere sul mercato, ma anche quanto mi costa creare delle strutture di presidio del mercato, che possono essere sia di presidio come uffici di distribuzione e di vendita, fino ad arrivare poi dopo alla parte di impianti produttivi. E quindi questa logica ci sembrava la via più semplice, che desse sicuramente vantaggio all'Europa, ma in particolar modo vantaggio all'Italia. Per cui abbiamo iniziato un lavoro molto profondo ed articolato, che nella sua fase iniziale non si è neanche visto, però già di relazione con le nostre controparti dall'altro lato dell'oceano. Questo è valso sia, devo dire, per l'area del Mercosur che per l'India. Abbiamo presidiato queste due aree di libero scambio con moltissima attenzione, tanta fisicità, cioè abbiamo proprio viaggiato e incontrato le persone. Ovviamente l'abbiamo fatto anche con il sistema paese, perché comunque Confindustria è una grandissima sostenitrice del lavoro collaborativo all'interno del sistema paese, quindi ICE, SACE, Simest, Cassa Depositi e Prestiti, ma allo stesso tempo vigiliamo su quello che è il vero interesse delle imprese. Quindi in questo movimento, in questo giro per il mondo del sistema paese, facciamo anche dei nostri studi per capire effettivamente anche nei paesi target, nelle situazioni che si vengono a creare, quali sono veramente le situazioni vantaggiose per le imprese italiane. Adesso non so se volete tutta la storia del Mercosur, perché è molto lunga, diciamo, per farla breve.
perché è importante. Le prossime settimane, quindi adesso dal racconto passo all'appello. Sì, io volevo entrare infatti alla carica subito anche sul tema abbastanza spinoso del Mercosur e di quello che è successo poi anche a livello politico, perché suppongo che, fatte queste premesse, insomma, gli industriali sicuramente hanno una strategia. Non è possibile stare lì e accettare delle decisioni che alla fine poi penalizzano tutto il comparto, e soprattutto qua in provincia di Varese. Poco fa con Paola Margini parlavamo del fiato corto, fiato lungo, e se non mi dà la possibilità di farlo sto fiato lungo, ecco qua subentra la questione dell'accordo. Come pensate di muovervi? La storia su come abbiamo pensato di muoverci ha radici lontane. Diciamo che adesso abbiamo la piena consapevolezza che siamo in una fase estremamente cruciale dove dobbiamo allontanarci dagli aspetti ideologici della politica che non ha una visione chiara, oggettiva di quello che serve alle imprese, e chiedere effettivamente non altro che un contesto nel quale operare, perché qui non si tratta di chiedere agevolazioni, sussidi, ma si tratta di rendere agevole il contesto nel quale devono operare le nostre imprese. Vengo da una mattinata di dibattito molto interessante all'interno del nostro gruppo tecnico con l'ambasciatore Massolo, che oggi all'interno di LUIS presidia attraverso un osservatorio il rischio geopolitico, quindi ci ha raccontato come lo fanno e soprattutto ci ha raccontato delle dinamiche in corso, quindi sono anche confortata dal suo pensiero, dalla sua visione nel portarvi la prospettiva dell'area internazionale. Quindi si è lavorato molto compatti, però è chiaro che a un certo punto, e questo è stato dicembre del 2025, quando il Mercosur sarebbe dovuto andare al 19 dopo tutta una serie di fasi che chiaramente portavano in quella direzione al voto del Consiglio europeo, c'è improvvisamente stato un passo indietro da parte del governo italiano. Considerate che a ottobre del 2025 il commissario Šefčovič, che è quello che ha seguito tutta la parte anche della trattativa sui dazi americani e quindi presidia con una vista molto allargata il commercio globale, c'era già venuto a dire in Confindustria: guardate, sono qui perché l'ago della bilancia è l'Italia in questo voto, quindi tutti gli altri paesi hanno una posizione da diversi anni a questa parte. Probabilmente c'era un po' di incertezza sul Belgio, che poi alla fine si è astenuto ed è stato compensato dal voto della Romania, ma sapevamo che a livello proprio di calcolo numerico e di percentuali il voto sarebbe dipeso dall'Italia. E quindi ci siamo avvicinati a questa data del 19 davvero con molta tensione dopo queste informazioni di Šefčovič, fino ad arrivare alla conferenza di tutti gli ambasciatori italiani che si tiene a Milano, ed è stata il 17 dicembre quest'anno, dove il dibattito, anche perché presente il ministro Lollobrigida, è stato fondamentalmente articolato solo sull'agricoltura. Quindi d'accordo con il mio presidente, lui ha teso la mano, quindi è proprio nello stile di questa presidenza cercare di trovare situazioni collaborative che siano win-win per il bene e la crescita del paese. Io invece ho fatto un intervento, diciamo, un po' più tecnico, ovviamente su sua autorizzazione, anche arrabbiandomi perché ho detto: cavolo, qua stiamo parlando della Francia, la Francia non cambia opinione da 15 anni, non vedo perché la dovrebbe cambiare in 3 giorni a cavallo delle feste di Natale. Il nostro primo partner commerciale in Europa per esportazioni dirette e indirette è la Germania. Se la Germania dice sì al Mercosur, agganciamoci alla Germania e affrontiamo questa votazione come dovremmo. Alla fine la votazione viene rimandata perché il Presidente del Consiglio chiama Lula. Considerate che Lula aveva già, era alla vigilia della scadenza della presidenza dei paesi del Mercosur, quindi lui avrebbe accelerato il processo di ratifica. Insomma, noi saremmo andati in vigore col Mercosur già adesso a gennaio. Aveva preparato la festa a Fort di Iguazú, quindi Lula riceve questa telefonata e, da persona lungimirante e pragmatica qual è, dice: va bene, se
l'Italia dice che poi a gennaio voterà. Considerate che l'agricoltura ormai non c'entrava più nulla, perché il meccanismo di salvaguardia era stato già votato a dicembre con un'ampia maggioranza a Strasburgo, quindi l'agricoltura aveva ottenuto più soldi sulla PAC, salvaguardie, abbassamento delle soglie di salvaguardia sia dal punto di vista quantitativo che dei prezzi, quindi si era trovato effettivamente l'accordo quadro con tutti quanti. Quindi si crea un buco e di lì scattano tutta una serie di preoccupazioni, perché come ben sapete, quando nel commercio si crea il vuoto, questo vuoto viene riempito da altre nazioni e da altre spinte commerciali. Al 9 di gennaio finalmente si va al voto del Consiglio attraverso i nostri ambasciatori delle 27 Stati membri delegati a Bruxelles. L'Italia vota a favore, quindi il Mercosur viene adottato. Peccato che di nuovo l'agricoltura si fa avanti con tutta questa dialettica e devo dire anche questo racconto estremamente equivoco su tutta una serie di passaggi che non trovano riscontro né dal punto di vista numerico né dei fatti. Comunque hanno questa capacità e questa bravura di parlare alle pance degli italiani, quindi veleno sulle tavole, bambini che lavorano nelle fabbriche, insomma ci hanno dato sotto con questo racconto estremamente equivoco. Per cui che cosa succede? Che il trattato viene proposta, l'andata del trattato alla Corte di Giustizia europea, e il voto avviene il 21 e tutti gli altri paesi, considerate che il voto a Strasburgo è un voto pubblico, quindi si sa nome e cognome di chi vota, il partito, si sa tutto, e generalmente si arriva al voto anche abbastanza contandosi, cioè tutti i partiti ti dicono lato mio è così, lato mio è colì. Il weekend prima del 21 io chiamo, faccio una chiamata proprio con un campanaccio, i past president di Varese, dico guardate qua va a finire malissimo, perché c'è uno sbilanciamento della posizione della Lega, lo possiamo dire perché il presidente Orsini ha autorizzato anche la pubblicazione dei nomi sul Sole 24 Ore, non c'è stato niente da fare, per cui per 5 voti il Mercosur è andato al vaglio della Corte di Giustizia europea, che significa almeno 18-24 mesi, a meno che non ci sia un'entrata in vigore provvisoria. Dopo questo voto tremendo, il cancelliere Merz fa una dichiarazione immediatamente con comunicato stampa: non importa questo voto, la Commissione dal punto di vista legale può mandarlo in vigore in regime provvisorio. Noi eravamo a 2 giorni dal bilaterale con la Germania, per cui dico, caspita, c'è questa fortuna, vedrai che o il ministro Tajani o il Presidente del Consiglio diranno la stessa cosa di Merz. E questa cosa ad oggi ancora non è avvenuta. Nel frattempo che noi aspettiamo la ratifica di uno dei 4 paesi del Mercosur, e il trattato è già nei 4 parlamenti, quindi loro stanno facendo il possibile per ratificarlo molto velocemente, con le commissioni, con gli esami e tutto, è successo che l'Argentina, guarda caso, ha fatto il suo accordo con gli Stati Uniti. E facendo questo accordo con gli Stati Uniti, la Germania sta leggermente venendo fuori dai parametri sulle linee tariffarie libere che hanno come accordo interno al Mercosur, per cui sono tutti, e lì dovrebbe scattare una procedura di infrazione, e lì sono tutti lì a trattenersi, perché se uno comincia di questi paesi ad accusare l'Argentina di essere stata troppo favorevole nell'accordo con gli Stati Uniti, potrebbe addirittura saltare tutto il Mercosur. Quindi adesso confidiamo, tornando all'appello, nella velocissima ratifica del Brasile o dell'Uruguay, probabilmente uno dei due sarà a farlo per primo, ma poi il problema tornerà sulle spalle delle istituzioni italiane, perché se noi non diamo un pieno endorsement e quindi non smontiamo questa ideologia politica che va nella direzione completamente opposta agli interessi delle imprese, purtroppo perderemo una delle occasioni migliori dei prossimi 20-30 anni.
penalizzando non soltanto l'area di libero scambio del Mercosur, e tra l'altro non so se avete seguito proprio negli ultimi 2 o 3 giorni anche il tema dell'euro digitale, quindi immaginate che il Mercosur, oltre tutto quello che ben conoscete a livello di anche sostenibilità e quindi aderenza assoluta ai principi della triplice transizione, cultura e quello che volete, potrebbe essere un'area nella quale si comincia a utilizzare l'euro e non il dollaro come moneta per la parte trade. Quindi serve questo supporto, serve fare uno shift totale dall'ideologia politica a quello che serve alle imprese. E per farlo c'è in realtà una ricetta, ed è la nostra Lessons Learned come gruppo di lavoro dell'area internazionale. Parlarne a livello altro di imprese e di imprenditori, ma cominciare a parlare di geopolitica anche all'interno delle proprie imprese, perché la geopolitica è un argomento che deve interessare tutti, e senza la consapevolezza di dove stiamo andando come Paese Italia e come Europa, poi è difficile anche orientare l'opinione pubblica verso delle scelte che siano giuste. Questa è la grande differenza che io ho notato rispetto al settore agricolo. Loro informano sempre tutti velocemente, noi forse restiamo a un livello alto e abbiamo perso questa capacità di dialogo e di confronto all'interno delle nostre aziende. Sì, grazie Barbara Cimmino, e volevo rilanciare anche rispetto alle sue parole, perché secondo me dal punto di vista comunicativo anche Confindustria sulla partita del Mercosur è stata assolutamente chiara, diretta, trasparente, senza mezze misure e strategie. Ha detto esattamente quello che pensava, anche noi sui giornali l'abbiamo riportato. Abbiamo ricondotto, diciamo così, il dibattito a quella che è la verità, e secondo me questo è un punto importante sul quale battere e sul quale darsi da fare anche all'interno del tessuto imprenditoriale. Per esempio la palla la rilancio in campo da Riccardo Comerio, amministratore delegato dell'azienda storica di famiglia, nonché presidente della LIUC, che tutti i giorni diciamo, vive sulla propria pelle i temi dell'internazionalizzazione e i temi dello scenario geopolitico a cui faceva riferimento la vicepresidente Cimmino. Come ci si sente? Fare un intervento dopo Barbara per la puntualità e la precisione di esposizione diventa difficile, ma soprattutto anche per il contesto che è stato indicato, cioè quella della vicenda del Mercosur. Poi magari una puntualizzazione un po' più alla buona preferisco farla su quello che vivo quotidianamente. Parto però da una correzione iniziale del direttore, che ha detto: tanta bella carne al fuoco. Non c'è dubbio che c'è tanta carne al fuoco, che poi sia così bella dobbiamo ancora vederlo. Però tornando a bomba è il contesto, e riprendo un po' quello che è stato l'intervento dell'anno scorso. Siamo partiti dai dazi, da Trump, con tantissime preoccupazioni. Io mi ero permesso indicare che probabilmente non ci sarebbe stato, come fortunatamente non c'è stato, un effetto immediato, e effettivamente i dati lo confermano, ma la variabile che non avevo considerato all'epoca e che invece c'è stato è che eravamo in un contesto di applicazione dei dazi completamente differenti da quello che era il passato. Mi sarei aspettato, come avevo dichiarato proprio in questa sala, un'applicazione per classe merceologiche, quindi con l'applicazione correlata alla categoria doganale, al codice doganale. Invece qui è stata una sparata trasversale in ogni ambito. Poi, tenendo conto che sugli Stati Uniti noi abbiamo in mente che gli Stati Uniti ci hanno dato il 15%, dimenticando che però che per alcune categorie specifiche di applicazioni, dove manca la tracciabilità di alcuni materiali, si arriva fino al 60-80%. Ma di fatto mi sono confermato che sia un po' la strategia di quella fotografia digitale, cioè del caos.
La modalità introdotta effettivamente con il presidente Trump è quella di creare un clima di caos generalizzato. Dove siamo ancora più preoccupati allora. No, difatti è quella una preoccupazione, perché l'Europa, e lo conferma anche gli ultimi 12 mesi, è come un pugile che ha beccato un pugno ma non ha avuto minimamente idea di come rialzarsi dopo questo pugno con una strategia che guardasse più in là. Invece probabilmente tutti gli altri questo lo hanno fatto. E mi ricollegavo su un aspetto che commentavo prima dell'inizio del dibattito, come gli altri paesi abbiano un po' scardinato il modello dell'applicazione dei dazi, perché tutti hanno fatto delle contromisure che non potevano essere l'applicazione di controdazi, seppur annunciati, però tutti hanno fatto delle forme di protezioni per quello che era il proprio mercato. Quindi un esportatore abituale come il sottoscritto, dove l'azienda che rappresento esporta fortunatamente nel 2025 ancora il 95% e abbiamo nel 2026 una progressione di arrivare al 96-97% di export, quindi con una visione sul campo quotidiano abbastanza presente. Effettivamente abbiamo visto come mercati di normale esportazione sono diventati di fatto dei mercati protetti. Quindi la fattispecie, la Cina ha alzato barriere di natura tecnica. Per esportare in Cina devi avere la marcatura CCC della marcatura CE non gliene frega niente, cioè nel senso un mercato importante che è stato il primo e il numero uno nella compliance normativa non ha saputo ottenere un fattore di reciprocità sulla dichiarazione di conformità CE, che invece è sicuramente a un livello superiore a quella CCC cinese. L'India ha introdotto anche per i beni della meccanica strumentale una norma tecnica che viene identificata nell'acronimo BIS, che è una cosa incredibile, se la sono inventata loro, però si sono protetti. L'Arabia Saudita, che è un mercato nuovo, prima cosa che ha fatto è introdotto delle norme tecniche di protezione all'importazione di natura tecnica. Gli Stati Uniti hanno ampi dazi e norme tecniche che hanno innalzato ulteriormente, e invece il contesto europeo, che avevo in una battuta detto, era il mercato più conservatore da un punto di vista tecnico, la marcatura in entrate e tutto, oggigiorno è uno dei mercati più permeabili in senso assoluto. Ci arrivano importazioni da tutto il mondo e noi non sappiamo proteggerci. Tengo a precisare, come anche Barbara è, che abbiamo una posizione liberale, cioè il libero scambio, però dove ti trovi in un contesto dove tutte le variabili cambiano, anche tu devi cambiare, devi saper agire. Non ultimo, aspetto che abbiamo commentato insieme, vengono fatti dei provvedimenti agevolativi sulla falsariga di quello dell'industria 4.0, poi è divenuta industria 5.0, poi dobbiamo chiederci perché ogni 12 mesi noi dobbiamo cambiare da italiani il modello di riferimento, e in tutta la mia vita, lavoro da oltre 30 anni, non ho mai visto un provvedimento agevolativo che è stato in piedi. Forse all'inizio la famosa legge Tremonti è stata in ballo per 2 anni o forse 3 anni, però da allora 12 mesi e per forza dovrei cambiare il modello. 4.0, 5.0, adesso lascia a casa tutto, superammortamento, va bene. Identifichi nel superammortamento una soglia di non utilizzo dell'agevolativo sui beni di importazioni extra UE, e mi sembra una cosa logica. No, alla fine si fa il passo indietro e andrà a concretizzarsi il passo indietro, liberi tutti, quindi facciamo l'agevolativo per importare beni da un ambito extraeuropeo, quindi alla fine manca qualche cosa di visione, ma è una visione di sistema e ahimè è una visione altro che di fiato lungo. Qua stiamo passando proprio a fiato cortissimo, senza nessuna visione e in un ambito
correlato a un campo prevalentemente politico, perché la vicenda del Mercosur, che tengo a sottolineare, Mercosur noi lo conosciamo, io lo vivo da anni su quello che è la terminologia, però magari qualcuno in sala non sa che Mercosur vuol dire un negoziato durato 25 anni, giusto Barbara? Sì, 48 capitoli. 25 anni di negoziato tra due controparti, la controparte europea e la controparte sudamericana, per aprire il mercato del Sud America, che è notoriamente un mercato super protetto. Io per esportare in Brasile devo trovare un cliente, che magari ce l'ho, ma uno, che paga il 47% di dazio di importazione. Su uno lo prendo, 10 ovviamente non ci pensano neanche, perché è un dazio, una barriera in entrata insormontabile. C'è un'opportunità, 25 anni di negoziato, se arriva al dunque, l'Italia è il paese più avvantaggiato in questo contesto, perché ricordiamoci, qui io rispetto tantissimo l'agricoltura, però siamo una nazione fatta di manifattura. La provincia di Varese ne è l'esempio all'ennesima potenza, abbiamo un fattore di export in termini percentuali superiore a tutta la Germania, percentualmente, non in termini assoluti. Però tutte le nostre realtà che vivono su questo territorio di questa provincia, ma anche allargata della regione Lombardia, è basata sulla manifattura. La manifattura è correlata in modo importante anche alla meccanica strumentale in generale. La meccanica strumentale avrebbe avuto un boost incredibile che sarebbe andato a compensare quello che è inevitabilmente nella visione di lungo periodo invece una riduzione delle esportazioni su distinti paesi. E commento il dato del 37% degli Stati Uniti, che giustamente la dottoressa Marnini deve essere interpretato. Io do la mia visione. La spinta di Trump, tant'è che è prevalentemente correlato alla meccanica strumentale, se vai a vederlo bene su quello, ma ha un senso, perché inevitabilmente la spinta trumpiana ha incentivato quello che è una ricostituzione della filiera della manifattura, perché qualche cosa si è andato a concretizzare. Anch'io ho aumentato del 14% le esportazioni rispetto agli anni precedenti negli Stati Uniti, perché qualche operatore, per incentivi, per motivi di catena politica, per considerazioni di varia ragione, è andato a investire, operatore americano, negli Stati Uniti, però mancando tutta la filiera ha dovuto importare accelerando le importazioni, fregandosene dei dazi, che poi magari non li ha neanche pagati alla fine, perché li ha portati per creare delle aziende, delle basi produttive negli Stati Uniti. Che poi questo progetto vada a buon fine non lo so, però il dato di forte importazione anche in termini di velocità, perché se vai a vedere come si è sviluppato è proprio mi servono le strutture, perché stiamo costituendo le strutture, dobbiamo produrre, confermano questa visione, ma è una visione di breve periodo. Sul lungo periodo sicuramente il dazio così applicato avrà inevitabilmente un riflesso significativamente negativo. Quindi è la maratona che ci frega, insomma, è quello. No, Nonostante le Olimpiadi allora, stiamo andando bene. Ahimè, dico, ci sta fregando una caratteristica che speravo non ci fosse più in Italia, il sistema paese. Perché se dobbiamo far squadra tutti, e tutti ci dobbiamo mettere la faccia, perché la dottoressa Cimino ci ha messo la faccia, il cuore e la passione su questa vicenda, ma non perché le piacesse il Mercosur, perché era un boost e un'opportunità a supporto di quella che è la nostra realtà. E qui un anno fa avrei detto la nostra realtà imprenditoriale, sbagliando,
perché questa non è una partita imprenditoriale, ma è una partita del nostro tessuto sociale, perché in azienda alla fine le nostre vite quotidiane sono condizionate da quello che è quell'ambito, da quello che nasce in azienda. Sembra che ha letto ma il a pezzo che io prescindere dall'aspetto imprenditoriale, perché scrivo qui su si domani. rischia sempre di dire è una partita degli imprenditori. No, questa non è una partita degli imprenditori, perché è una partita mia, ok, ma dei miei collaboratori, dei miei dipendenti. E un'azienda come la mia, che è fortemente export oriented, anche internamente la preoccupazione sulla non applicazione del Mercosur è stata sentita, perché è immediatamente percepibile. Il sistema paese ha la necessità di reagire di fronte alle situazioni circostanti e appunto Riccardo Comerio sembra che mi abbia letto nel pensiero, perché l'ho scritto stamattina e quindi è sul giornale di domani, nel settimanale l'Economics Week, dico proprio, mi aggancio alle Olimpiadi e tra l'altro mi fa piacere che la vicepresidente abbia anche la maglia di Milano Cortina, no? Perché è giusto anche. 5 miliardi di export sono la parte delle cose sportive. Beh, infatti, qualcosa siamo capaci di fare, insomma, e non solo qualcosa. Però dico proprio questo, che e l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi sul nostro giornale, riagganciandomi al tema delle Olimpiadi, le Olimpiadi sono belle, stanno dando una bellissima immagine al paese, però non devono rimanere fine a se stesse, insomma devono fare in modo che questo sistema paese di cui stiamo parlando non continui a essere incrostato, insomma, e poi impedisca agli imprenditori di fare gli imprenditori e ai lavoratori di lavorare come necessariamente vorrebbero, e a tutta la, diciamo così, la sfera sociale di potersi sviluppare. Che poi, per dirla tutta, rimaniamo imbrigliati su una logica di bassissimo cabotaggio, perché qui alla fine, scusate, noi siamo bravi su tutto, siamo i migliori e i più rispettati a livello mondiale, e poi andiamo a cascare sulla logica puntini puntini puntini. No, sì. Dai, questo è inaccettabile, ma è inaccettabile per noi, per il nostro paese, ma soprattutto per i nostri figli. Cioè, che cosa noi stiamo insegnando loro in questo momento? Che visione possiamo avere se non abbiamo un supporto effettivo, coerente con quelle che sono le nostre azioni? Oltretutto qui eravamo anche coerenti, avevamo anche un governo che aveva votato a Roma tutti pro Mercosur e poi andiamo in Europa a votare contro. Ma no, inaccettabile. Veramente questo è inaccettabile, e lo dico seriamente. Sì, certo, l'avete detto, lo rilanciamo e lo rilanciamo anche da questo workshop, e adesso entriamo nel merito di una realtà che è quella, diciamo, del trasporto intermodale, quindi delle infrastrutture, della rete, no? Che si diffonde a tutta l'Europa, passando oltretutto dalla Svizzera, perché abbiamo con noi il direttore generale di UPAC, il centro intermodale di Busto Arsizio, che penso tutti quanti conoscete, Roberto Paciaroni. Ecco, anche lui tutti i giorni si confronta, no, con i temi dell'internazionalità. Chi meglio di lui ha a che fare con legacci, norme, problematiche, scenari. Ecco, come riesce a destreggiarsi tutti i giorni in questa realtà. Ci piace ascoltare direttamente chi è sul campo, insomma. Grazie. Innanzitutto, ecco, ci tengo a precisare, a fare anche una considerazione su quello che è lo stato attuale del trasporto ferroviario merci. Il trasporto ferroviario merci per sé, per sua natura, chiaramente ha vocazione continentale, è ovvio, quindi Europa con proseguimento anche verso l'Asia. Oggi, magari si sa, ma forse qualcuno lo sottovaluta, non ci pensa, trasportare della merce dalla penisola iberica fino alla Russia o ai paesi ex Unione Sovietica, Cina, significa trasbordare n volte un carico, perché lo scartamento ferroviario, cioè la distanza tra i binari, mentre in Europa è di 1435 mm, in Spagna è di 1668, quindi più largo, al di là di alcune linee che sono già a livello europeo,
in Spagna è stato il generale Franco a voler avere uno scartamento ferroviario più largo per protezionismo, per evitare che ci fosse un'invasione da parte dei paesi stranieri. In Russia e paesi ex Unione Sovietica abbiamo 1520, quindi degli scartamenti ferroviari diversi. Cina invece è uguale a noi, uguale all'Unione Europea. Quindi vuol dire che ogni volta che si passa da una nazione all'altra, molto spesso bisogna, come si dice in termine tecnico, interrompere il carico, scaricare e ricaricare. Quindi già oggi ci sono delle difficoltà oggettive fisiche. A queste ci sono delle non facilitazioni a livello europeo normativo. Perché? Perché nonostante l'Unione Europea abbia posto come obiettivo nel 2030 il 30% del trasporto via ferrovia, nel 2050 il 50% del trasporto via ferrovia, proprio per decongestionare la strada, quindi anche per motivi chiaramente ambientali, siamo ben lontani da realizzare questo, anche perché all'interno dell'Unione Europea alcuni paesi, questo va detto, soprattutto i paesi dell'est, tendono ad adottare delle politiche protezionistiche nei confronti dei propri autisti, perché in Italia mancano autisti, così come anche in Germania e in altri paesi del centro Europa. In Italia si parla di 20.000 autisti che mancano circa, e gli autisti che vediamo, soprattutto nel trasporto merci, sono autisti dell'est. E quindi all'interno dell'Unione Europea, quando si discute di adottare delle politiche che permettono di trasferire merce dalla strada alla ferrovia, i paesi dell'est cercano chiaramente di proteggere i loro autisti e quindi rallentare questo processo. Oltre a questo scenario, che è uno scenario diciamo di fatto, si è aggiunto ultimamente anche una criticità legata al territorio tedesco, perché l'Unione Europea si è posta come obiettivo appunto di avere un maggior trasferimento di merce dalla strada alla ferrovia, di avere dei treni che siano più lunghi, più pesanti e si chiama sagoma, quindi con un'altezza più alta. Quindi treni fino a 2000 tonnellate, lunghi fino a 750 metri, con un profilo laterale di 4 metri, quindi il carico laterale può essere di 4 metri. Per fare questo bisogna chiaramente attrezzare l'infrastruttura. L'Italia, bisogna fare un plauso, è ben messa perché si è portata avanti rispetto ad altri paesi europei. Avete visto ogni tanto dei disservizi, magari sulle linee ferroviarie, ma ci siamo portati avanti. Quindi dove ci sono gallerie chiaramente si abbassa il sedime ferroviario, si cerca di potenziare ponti, infrastrutture. La Germania da questo punto di vista invece è molto in ritardo rispetto all'Italia, perché la Germania si è posta come data ultima di completamento il 2032. Il governo tedesco, a differenza dell'Italia, non effettua i lavori cosiddetti in interruzione d'esercizio, ovvero durante le ore notturne, 4-5 ore notturne, in modo da non creare dei disagi alla circolazione ferroviaria merci. Ma il governo tedesco dice: io devo sistemare questo tratto ferroviario da A a B, lo chiudo tutto, chi deve passare in questo punto si arrangi. Sintetizzo, ma il concetto è questo. Quindi trovate voi delle linee ferroviarie alternative, ma linee ferroviarie alternative che sono già sature, non c'è capacità, oppure c'è la possibilità di passare con dei treni ma che devono essere magari più corti, con peso minore, quindi con delle caratteristiche diverse, e questo comporta chiaramente ritardi, cancellazione treni e alla fine scarsa affidabilità del trasporto ferroviario. Molti clienti, molti trasportatori, molti spedizionieri poi preferiscono ritornare via strada perché chiaramente è più flessibile e riescono a garantire soprattutto delle consegne in tempi reali. Infatti nel nostro settore, a differenza di quello che è l'analisi che ha fatto prima Paola, per esempio il settore degli alimentari ha subito delle contrazioni, ma non per effetto dei dazi, ma per effetto della mancanza di fiducia e di affidabilità del servizio ferroviario. Chiaramente se ho degli alimentari per merce deperibile non posso permettermi di arrivare con un ritardo di 24 ore o anche di più, quindi vado per forza via strada. E questi disagi stanno causando quindi un ritorno di alcuni trasporti via strada, e si stima che se dovesse continuare in questo modo circa 500.000 di trasporti potrebbero ritornare via strada. Nonostante i proclami vadano in senso esattamente opposto, no? Togliere i camion dalla strada, in teoria ridurre l'inquinamento e andare su rotaia. Esatto, i proclami, come ha detto giustamente, vanno in senso opposto. Ricordo prima 2030 30% del trasporto dovrebbe andare via ferrovia, noi siamo alla metà come percentuale, e non ci sono delle
delle speranze di poter raggiungere, anzi siamo certi che non raggiungeremo questo obiettivo, quindi figuriamoci se poi nel 2050 riusciamo a raggiungere il 50% del trasporto via ferrovia. Questo è un dato di fatto che crea chiaramente degli oggettivi problemi. L'effetto che noi nel settore stiamo vivendo è stato anche una contrazione durante il periodo delle generate di Trump a causa dazi, anche di quelli che sono i collegamenti continentali con i porti, almeno con i grossi porti del nord Europa, Rotterdam, Anversa, Amburgo. Questo perché? Perché i porti del nord Europa sono porti notoriamente a vocazione extra UE, quindi Regno Unito e Stati Uniti. Quindi gli effetti dei dazi ha comunque inciso, causando una contrazione da questo punto di vista, e ha ripotenziato quelli che sono i collegamenti all'interno del territorio continentale, quindi dell'Europa. Una delle varie idee, visto che si parlava prima di cosa poter fare, qualche anno fa insomma, c'era una bella iniziativa da One Belt and Road Initiative per poter creare dei collegamenti con la Cina, e il trasporto ferroviario si è dato da fare per poter cercare di realizzare questo. Sarebbe un'alternativa valida, ma anche da questo punto di vista serve dei interventi, al di là delle difficoltà tecniche che chi mi ha preceduto ha ben espresso che ci sono nel trasporto e in esportazione verso la Cina. Ci sono anche delle necessità di fare un sistema comune all'interno dell'Europa, perché chiaramente il territorio cinese è talmente vasto che non considera come punto di arrivo e partenza una singola nazione europea, ma considera l'Europa come un unico Stato, e quindi l'Europa dovrebbe fare un fattore comune per poter garantire delle partenze, delle trasbordi efficienti, che potrebbero funzionare, perché un trasporto dall'Europa verso la Cina generalmente via ferrovia avviene in 15-18 giorni, tempi doganali permettendo, contro i 45 giorni di un trasporto via nave. Questo chiaramente potrebbe essere vantaggioso, ma al di là del sostegno, di cui dicevo prima, all'interno dell'Unione Europea, serve anche un supporto per quanto riguarda una doppia possibilità sia di esportazione che di importazione, perché i ritorni a vuoto di sicuro sono poco efficienti su queste distanze. Quindi una volontà unitaria sarebbe comunque sicuramente apprezzabile anche in tema di trasporti, e a questo mi ricollego, visto che è stata chiamata in causa in maniera abbastanza diretta la politica, ad alcune dichiarazioni che tra l'altro il nostro ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha fatto proprio nell'occasione dell'incontro organizzato dalla BCC a Bodio Lomnago, e ha detto l'Europa capirà che cosa deve fare quando arriverà sull'orlo del baratro, quindi per salvarsi per forza di cose dovrà unirsi. Però abbiamo parlato di BCC e qui abbiamo presenti numerosi rappresentanti, ed è importante anche capire qual è la visione di un istituto di credito come il vostro, che fa della territorialità un punto di forza. In questo a me piace spesso anche quando parlo col vicepresidente Diego Troger dire tutto sommato anche noi come Prealpina la nostra storicità si esprime proprio attraverso l'attenzione al territorio. Quindi chiedevo al responsabile della divisione impresa del gruppo BCC Crea, Carlo Napoleoni, chiedevo come si fanno a coniugare i due termini, ovvero attenzione al territorio, attenzione, chiamiamo così, al local, ma nello stesso tempo sopra di noi questa geopolitica verso la quale siamo bene o male costretti a guardare. Allora, buonasera a tutti. Cerco di dare, no, come contributo quello che è il punto di vista della banca, che osserva come spettatore molto interessato queste vicende, perché poi le banche, ma a maggior ragione banche del territorio, vivono del successo degli attori del territorio, quindi questo è un po' un elemento diciamo che catalizza tanto l'attenzione, specialmente di un sistema di banche che lei nell'introdurmi parlava di gruppo. Noi oggi abbiamo messo insieme 112 banche che sono ognuna
attore specifico dei diversi territori che presidiano. Quindi ecco, c'è tanta attenzione. Devo premettere che questo è, per chi poi lo compara, no, col resto d'Italia, un territorio bellissimo, ma mi riferisco alla provincia di Varese che nonostante tutte queste problematiche, perché poi effettivamente i problemi ci sono, cioè le sfide ci sono, anche grazie agli attori del territorio riesce, no, a conseguire dei risultati davvero, davvero interessanti. Allora, è ovvio che, come dicevo, la salute della banca è legata alla salute del territorio, è legata alle vicende del territorio e quindi noi cerchiamo da nord a sud di capire come poter aiutare i territori che sono diversi, non tutti con tessuti diciamo, imprenditoriali così vivi, così attenti, perché poi, lo diceva, no, manca il sistema Italia, effettivamente noi è lì che siamo come paese più deboli, però poi abbiamo una serie di imprenditori che sono dei campioni a cui andrebbe davvero fatto, no, data la medaglia d'oro, visto che siamo in tema di Olimpiadi. Perché? Perché da soli, con la loro capacità intendo anche di visione, affrontano delle sfide anche sui mercati internazionali che effettivamente diciamo, dimostrano anche lo spessore, no? e la capacità di leggere il contesto. Il contesto è un contesto sicuramente ricco di incertezze, no? Al di là delle tinte, diciamo, un po' cupe, ecco, io capisco che effettivamente lì viene, no? Viene fuori il mal di pancia che viviamo tutti. Però sinceramente se poi vedo nei dettagli, ma un po' a 360 gradi su tutta l'Italia, davvero l'Italia esprime delle capacità, delle competenze che poi sono riconosciute un po' su tutto il mondo. Ora la sfida è riuscire a far squadra anche dove non c'è un sistema dietro che ti porta a far squadra. Lo diceva la dottoressa, no? Questi nuovi, bellissima, ecco, a me la cosa che è piaciuta di più è il confronto tra la famosa torta, dove spesso uno è concentrato sulla grandezza della fetta, senza, no, capire o perdere di vista che invece è facendo aumentare la dimensione della torta, che poi arriva, no, i risultati per tutti, le interconnessioni. E secondo me questo è uno degli aspetti su cui effettivamente, ma non parlo io come prendo spunto da quello che vedo, la capacità di far rete è dall'altra parte l'elemento, no, che spesso diciamo distingue. Io vedo una serie di sfide, quindi sicuramente l'incertezza, ma per il mio punto di vista l'incertezza apre, no, la porta a delle sfide che nascondono anche delle opportunità. Quindi in un momento di discontinuità fortissimo come è questo, perché anche, no, si cerca ogni tanto di capire la logica di certe scelte geopolitiche di Trump. Io in maniera semplicistica, quindi non voglio togliere assolutamente nulla a chi poi invece è dedicato tempo e analisi, però delle volte secondo me hanno semplicemente la finalità di creare nell'immediato, no, un po' di confusione, un momento di discontinuità per ricostruire una nuova dialettica. Quindi in questo contesto i territori, le aziende sui territori hanno una serie di sfide. L'elemento che comunque caratterizza le sfide, ce l'ha detto sempre la dottoressa, gli investimenti. Tutti investono, chi più chi meno tutti investono, questo è un segno secondo me molto importante, che è di consapevolezza. Quindi è vero che leggiamo dei dati congiunturali che sono quelli un po' che condizionano la percezione della pancia, però secondo me chi poi, no, è sui mercati tutti i giorni di voi fronte... lo percepite anche come banca questo tipo di approccio? E cerchiamo tra virgolette di accompagnare queste scelte, perché è un po' nel nome, no? Banca di credito cooperativo. Il nostro modello è sostanzialmente incentrato sul credito, quindi il credito è agli attori del territorio, che sì, sono le famiglie, ma sono tanto imprenditori, artigiani, e quindi è lì. E secondo me le sfide vanno in una serie di direzioni ben precise, quindi torno al punto anche del far rete. Sicuramente avere la capacità di andare all'estero, il mercato, dobbiamo superare certe dimensioni, no, di mercati, poi c'è chi insomma
ne ha fatto il segreto del successo, credo. Quindi ecco, riuscire a guardare anche ambiti nuovi dove effettivamente è più il primo passo che non perché delle volte uno teme ciò che non conosce. Allora, noi da questo punto di vista stiamo puntando tanto, si è parlato, no? È vero che la politica non ci aiuta, però ci sono delle misure, ci sono degli attori. Oggi penso a Simest, penso a tutto il gruppo CDP. Comunque c'è una dimensione, no, di risorse che vengono comunque destinate al supporto del tessuto industriale. Noi ad esempio abbiamo trovato molto interessanti una serie di iniziative che Simest sta mettendo in campo proprio nell'aiutare le aziende ad andare all'estero, ma non solo nell'estero, cioè tutto quello che c'è prima ancora di andare all'estero. Quindi conoscere i mercati, partecipare alle fiere, perché poi ti devi far conoscere. Quindi cerchiamo di aiutare le aziende di tutto un po' il territorio nazionale a capire o a trarre anche questo tipo di diciamo, incentivo. Poi secondo me l'altra grande sfida e arriviamo sempre al concetto della rete. Oggi le aziende italiane vivono quello che viene, no, un po' sempre definito il concetto del passaggio generazionale, ma letto come, no, passaggio di padre in figlio. Io lo voglio aprire. Il passaggio generazionale è andare verso anche una logica di partnership, di nuovi modelli di collaborazione tra aziende, che indubbiamente presuppone anche lì, no, una capacità di lettura e quant'altro. Quindi spesso viviamo nelle interlocuzioni con i nostri clienti questo tipo di fase come qualcosa, no, che non sempre viene affrontata in maniera serena per tempo e quant'altro. Però ecco, la capacità di far rete passa anche attraverso questa visione diversa della conduzione. Io mi rendo conto che proprio perché manca dietro quel sistema Italia, ovviamente l'imprenditore che ha investito, ha messo tanto del suo, poi fa difficoltà, no, a condividere. Però ecco, noi viviamo una dimensione anche diciamo di aziende medio-piccole, se non piccole. Andare sui mercati internazionali, cioè affacciarsi su nuovi mercati, richiede anche una capacità. E chiudo perché secondo me, ecco, il vero elemento che non è stato percepito sul Mercosur è proprio il concetto della diversifichiamo, non rimaniamo. L'Europa ci aiuta tantissimo, non va abbandonata, così come i mercati di sbocco tradizionali del Nord Atlantico, ma guardiamoci anche intorno, perché insomma c'è tanto su cui poter andare a portare quelle competenze e quelle qualità che l'Italia da sempre ha. Grazie a Carlo Napoleoni che tra l'altro ha introdotto il tema del passaggio generazionale su cui noi abbiamo costruito un evento ad ottobre proprio perché è strategico per la nostra provincia di Varese, ma è strategico in generale per il tessuto imprenditoriale dell'Italia. Chiedo se ci sono degli interventi, altrimenti io farei una domanda conclusiva a tutte e quattro, breve flash, ma che ho già in mente perché ho già pensato a che cosa fare sul prossimo numero. Comunque, se ci sono interventi, molto molto volentieri. Qualche domanda, qualche interrogativo specifico? E altrimenti vado io con una domanda molto semplice che è: quali sono i segreti per restare competitivi? Risposta flash. Cominciamo da Comerio, dai, che c'hai in mano il microfono, che è la patata bollente. Rispondo con una battuta, visto che è stata citata. Togliere dal nostro slang nonostante tutto. Cioè, diventiamo è un problema normali. Linguistico, quindi. No, non linguistico, è nel contenuto, perché su quel nonostante tutto ci sta tutto quel piccolo gap che è poi quello che notoriamente ci frega, che crea il problema e tutto. Cioè, dobbiamo essere un paese normale, vivere in un contesto normale, essere sempre alla ricerca di dire sì, è andata bene, il dato è andato bene, ho esportato, sono qui, esisto, resisto,
però ci aggiungo sempre nonostante tutto. Il mio auspicio è arrivare a un momento di poter dire ci sono perché ci siamo tutti e il nonostante tutto non esiste più. È la sindrome di Calimero. Ci proviamo. La sindrome di Calimero. Il secondo? Di Calimero l'ha citata anche il ministro Giorgetti, giustamente. Esatto. Che è una persona estremamente intelligente, che ha una visione specifica su quello che è il contesto italiano, ma soprattutto Ha internazionale. una visione un po' diversa dal suo segretario nazionale, però vabbè. Chi è il secondo a dirci qual è il segreto per restare competitivi? Prego, Napoleone, mi spiace. Ma allora, io mi riferisco, no? Porto sempre, mi metto gli occhiali. Allora, la nostra vera sfida è quella di riuscire a essere vicini sempre di più alle aziende. La banca nella relazione con l'azienda, col cliente, ha un punto importante di comprensione per poter poi dare quello che poi è il contributo che la banca può dare, che deve rimanere un contributo da banca. Grazie. Pacciaroni? Allora io mi collego a quello che ha detto Comero, dovremmo dire innanzitutto, quindi guardare davanti, effettivamente, nonostante tutto, ma innanzitutto guardare davanti, pensare a quello che succederà domani e non dire che forse un difetto che molti imprenditori hanno, di dire abbiamo sempre fatto così, è sempre andata bene così, perché dovremmo cambiare? Sono 50 anni che abbiamo fatto così, andiamo avanti in questo modo. Studio dell'Ocse, il 60% dei giovani che nascono oggi faranno dei lavori che non esistono ancora, quindi dobbiamo guardare avanti, quindi innanzitutto davanti a tutto. Innanzitutto, nonostante tutto, e la chiusura, la vicepresidente Barbara Cimmino per mettere la firma su questo nostro workshop. No, personalmente sono proiettata molto verso le nuove generazioni e quindi pensare sempre quello che si lascia. Io sono del 69, per cui in questa ultima fase della mia vita professionale ho un obiettivo specifico, che è quello di lasciare. Il contesto deve assolutamente migliorare per evitare questo nonostante tutto, cioè siamo tutti disposti a competere, a lavorare con impegno, a fare investimenti importanti oggi più che mai necessari su innovazione e digitalizzazione, però c'è un tema di equità, di giustizia che va rispettato, cioè dobbiamo anche far sì che il nostro contesto lavorativo familiare sia un contesto giusto, non sempre come dire, di combattimento e di aggressione verso un sistema di mercato. Quello è il nostro lavoro, però radicalmente il contesto nel quale operiamo deve avere delle condizioni che ci consentano di operare al meglio, quindi molta equità, giustizia e visione verso il futuro. Assolutamente, grazie. Grazie a voi per la partecipazione. Sul giornale di domani faremo 2 pagine di approfondimento su questo nostro workshop e il 20 di febbraio uscirà uno speciale che tratterà proprio di questi argomenti, ampliandoli e approfondendoli, ma partendo proprio da quello che noi ci siamo detti questa sera. Il mese prossimo ci sarà un altro workshop e proseguiremo con un appuntamento al mese. Vi sveleremo strada facendo il nostro programma. Grazie di tutto.